Dopo l'annuncio dell'Associazione Isolana Albergatori dei giorni scorsi sull'accordo raggiunto con la famiglia Cortese per la trasformazione dell'hotel El Paso di Piazza Torino in foresteria, ieri si è conclusa anche la 2 giorni di Open Day rivolta agli associati per visitare la struttura. Inizierà quindi adesso la terza fase con l'assegnazione delle 33 camere disponibili. In prima battuta c'è la possibilità di riservare un'unica camera per struttura associata. La convenzione è una convenzione per 6 mesi, sono dei prezzi che abbiamo valutato di mercato, quindi cercato di vedere con un'ottica nei confronti dei nostri soci di non appesantire troppo i costi. Questa è una struttura che è anche controllata durante il giorno e anche durante la notte, quindi viene gestito come un albergo, come fosse un albergo. Apprendiamo e plaudiamo come amministrazione all'iniziativa dell'AIA, dell'Associazione Albergatori, di dotarsi della prima struttura che dimostra anche diciamo, l'approccio visionario da parte di alcuni albergatori che riconvertono le proprie strutture in questi tipi di servizi. Il messaggio è molto chiaro, noi intendiamo alzare la qualità del servizio, la qualità anche della vita di chi presta lavoro nelle nostre spiagge, nei nostri alberghi, nelle nostre strutture commerciali. Crediamo sia anche una questione di competitività e quindi sempre di più la qualità del servizio è data da chi lavora e essere competitivi rispetto anche ad altri mercati, anche italiani, su questo ci farà sicuramente fare un passo avanti. Abbiamo creato un modello, ci ha chiamato Rimini, un albergo sequestrato alla mafia che non veniva utilizzato, forse diventerà foresteria nel loro territorio e quindi vengano chi ci vuole copiare, imitare, perché la problematica di alloggiare il capitale umano è sicuramente una problematica esistente in tutte le località del territorio e fuori territorio.